Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare di una partita a scacchi che il vostro Marietto ha fatto a 13-14 anni. Ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo Magici Arcieri Bertolini Hildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito ogni lunedì sera alle 20:30. I link sono sotto qui in descrizione. Se vi capita anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto è sempre ben contento di voi. Bene, andiamo avanti e parliamo di questa bellissima partita. Immaginiamoci la situazione. Verso i 13 anni il vostro Marietto era gasatissimo a giocare a scacchi e praticamente all'oratorio aveva battuto tutti, aveva comprato qualche manuale per iniziare a giocare a scacchi e insomma aveva battuto il prete, il professore di matematica, insomma tutti quelli che gli arrivavano a tiro li batteva. Poi un giorno purtroppo andò a giocare col vice sindaco. Il vice sindaco a quel tempo lì avrà avuto 70 anni come minimo. Viveva in una super casa lussuosa, no? E vostro Marietto veniva del popolo praticamente, no? E quindi salendo sulla scala incontrò la moglie e gli disse baldanzoso al vostro Marietto: questo signora me lo sbarazzo in 5 minuti, non si preoccupi. Alla moglie del vice sindaco, al che iniziai a giocare. Purtroppo non avevo considerato due cose importanti. Primo, mi ero fatto fregare dall'aspetto fisico, perché è vero che tutti gli altri che ho battuto, dal professore di matematica al prete, a tutti gli altri miei amici della mia età e anche più grandi, però questo tipo di 70 anni io lo vedevo gracile e debole e quindi mi ero fatto impressionare un pochettino più che altro dall'aspetto. La seconda cosa che non avevo considerato è che non avevo preso informazioni sul soggetto. Beh, insomma, in 3 partite, io che non avevo perso una partita da mesi, in 3 partite questo signore qua mi aveva praticamente spiallato, polverizzato. Al che lui alla fine mi disse: sai ragazzo, io sono uno, cioè tu sei uno e io in confronto a te sono 1000. E io gli ho chiesto: ma scusi, lei chi è? E lui mi dice: io sono stato campione della mia nazione per corrispondenza, perché chiaramente ai tempi si giocava, sto parlando più di 38-45 anni fa, si giocava al massimo per corrispondenza. Ma la cosa che mi aveva scioccato, la cosa che mi aveva proprio in un certo senso proprio scioccato, no? Era che lui aveva vinto una partita facendosi mangiare apposta la regina, che per me in quel periodo lì era il pezzo più importante dopo il re. E finita la partita mi disse: ricordati ragazzo, alcune volte nella vita per vincere delle guerre bisogna farsi mangiare il secondo pezzo più importante. Al che io da quel giorno lì non toccai più gli scacchi, restai scioccato. Poi è vero che di notte in astrale abbiamo avuto altre partite e lì nella realtà io ero libero da questi cancelli mentali e non riuscivo a starmi dietro, ho sempre vinto tutte le partite. Ma al di là di questo dell'astrale, quando il vostro Marietto è nel corpo fisico, la canzone cambia. Quindi quel giorno lì imparai 2 o 3 lezioni. La prima, mai sottovalutare il nemico, anche se sembra vecchio e rimbambito, anzi bisogna sempre prendere informazioni molto importanti. E la seconda cosa molto importante è che alcune volte in guerra per vincere bisogna farsi mangiare il secondo pezzo più importante. Questa è stata una grandissima lezione di vita in cui il vostro Marietto è stato ridimensionato, perché a 13 anni si vedeva già campione del mondo di scacchi. In realtà ha incontrato solamente un campione nazionale e mi ha polverizzato in 5 minuti, ogni partita al massimo durava 5 minuti. Quindi da quel giorno lì il vostro Marietto in alcune guerre ha capito che alcuni, quando si fanno mangiare il secondo pezzo più importante della loro battaglione o della loro struttura, non è detto che stiano per perdere, ma stiano magari per vincere.
Quindi il messaggio cos'è? Cari amici, state attenti, perché quando si entra in guerra alcuni nostri nemici potrebbero farsi mangiare il pezzo più importante ai nostri occhi, ma in realtà si stanno preparando a divorarci. Quel giorno lì vostro marito prese una di quelle legnate che rimasi così scioccato e piansi così tanto che non giocai più a scacchi da quel giorno lì. Praticamente le poche volte che ho iniziato a giocare a scacchi era solamente tanto per far qualcosina, ma non era niente di impegnativo. Poi è vero che di notte in astrale abbiamo avuto delle partite e lì il vostro marietto non aveva più i cancelli mentali e lì fu tutta un'altra storia, proprio non riusciva a stare al passo col vostro marietto, perché chiaramente io vedevo già la fine della partita e quindi potevo muovermi di conseguenza, vedevo anche come ragionava. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!